È di queste ore la notizia di una progettualità presentata da Webuild che risolverebbe i problemi di approvvigionamento idrico siciliano con un'operazione infrastrutturale i cui dettagli sono tuttora top secret. Pari si tratti comunque di dissalatori, di immissione in rete di acqua, il cui costo all'uscita degli impianti sarebbe di almeno 4 volte superiore a quello già altissimo dell'acqua venduta da Sicilacqua e diversi gestori. E non dimentichiamolo, a questo costo elevatissimo andrebbe aggiunto non solo il costo di acquedotto e di gestione, ma anche quello del sollevamento delle acque, che in ogni caso verrebbero immesse in rete a quota zero. Legambiente Sicilia non può che ribadire che la soluzione data dalla desalinizzazione non può essere che una soluzione d'emergenza e non la risposta principale al fabbisogno idrico sia potabile che agricolo e industriale. La Sicilia oggi ha invece, dichiara Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, una necessità estrema che è quella di rivedere la struttura di sovrambito, a oggi inefficiente e in cattive condizioni economiche, palesemente incapace di soddisfare le esigenze manutentive ordinarie e straordinarie di una rete ridotta a un colabrodo e di invasi spesso impossibilitati a contenere le utili quantità. L'estate prossima Ventura verrà affrontata con gli stessi spettri di quella scorsa, aggiunge Giuseppe Amato, responsabile delle risorse idriche di Legambiente Sicilia, con bacini già oggi ai minimi storici in Sicilia occidentale. Gli invasi, benché vada, sono a un terzo della loro capacità e in alcuni casi anche ben sotto. Così è per la diga Rosamarina, fermo il 1° aprile a 20 metri cubi sui 100 di capacità, e per il Fanoco a 3,91 milioni di metri cubi sui 20,70 di capacità, un intero anno durante il quale le piogge scese ben poco si è visto in termini di cantieristica, ancor di meno è accaduto nel campo della depurazione, che ci vede ancora fanalino di coda in tutta l'Europa, con enormi contingenti di acque che non solo non possono essere utilizzate, ma che riducono il reticolo idrografico siciliano a un'enorme fogna a cielo aperto. Allora non soluzioni avveniristiche, conclude Legambiente Sicilia, ma buonsenso e capacità tecniche applicati con serietà e costanza ad un sistema che va rinnovato di sana pianta.